Si aggirano con atteggiamento guardingo, da lupi. Sono immagini che fanno venire i brividi quelle postate sui social da una cittadina di Mussolente. Proprio qui, lungo la provinciale schiavonesca ma rusticana in via Cavour, due lupi sono stati visti aggirarsi nella mattinata di lunedì, dopo essere usciti da una siepe nei campi a ridosso delle case. A spingerli a scendere dal grappa è stato probabilmente il freddo di questi giorni, non i primi avvistamenti a valle. Ai primi di marzo i lupi sono stati notati a Pozzoleone e Schiavon. Se in pianura la preoccupazione sale, nell'altopiano ormai è terrore. Sono strazianti i ragli di questa asinella sbranata sabato notte a Rozzo dalle fauci di due lupi che l'hanno attaccata e uccisa a 15 metri da un gruppo di case in località Castelletto. Un animale mite tenuta dai residenti per ripulire il prato davanti alle abitazioni. Subito avvisato dell'accaduto, il sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo, ha lanciato un appello dai nostri microfoni. Se è vero che anche i lupi devono vivere, si deve capire quale sia la zona possibile per garantire una convivenza con l'uomo e le sue attività.